faccio subito, vi rubo soltanto un minuto. Questo libro ha la prefazione di Dacia Maraini, non so se mi spiego, la prefazione di Dacia Maraini che comincia così con una frase bellissima: lasciata a se stessa la natura raggiunge forme di bellezza impareggiabili. Accade anche in Sicilia dove, come in gran parte del bacino del Mediterraneo, la presenza dell'uomo ha modificato nei secoli, ed è quello che è avvenuto purtroppo da noi anche, la maggior parte degli ambienti naturali originari, ma a partire dal secolo scorso e negli ultimi decenni con ritmi sempre più crescenti, le aggressioni agli ambienti naturali in quest'isola hanno causato in troppi casi la loro perdita o la loro alterazione. La cancellazione di molti ambienti naturali ha rappresentato una perdita gravissima di per sé, ma ha determinato anche conseguenze negative per gli esseri umani. Poi Dacia Maraini vi fa una riflessione su quello che è accaduto nell'ultimo secolo sostanzialmente, perché abbiamo detto le opere di bonifica idraulica cominciarono negli anni 20, poi negli anni 50 ci fu la vicenda del prosciugamento del lago, del biviere, con la ricostituzione come invaso artificiale. Saluti, Maria Cunzolo, dov'è? Ah, eccolo qua, io non l'avevo vista, lei è entrato, come si dice in napoletano, cacchio, no? 4-4, come si dice in napoletano, e quindi saluti da parte del sindaco. La mia invisibilità è nota. No, io intanto mi scuso per il ritardo, ma non sto benissimo, quindi starò soltanto il tempo di salutare, mi fermo qua. D'altronde poi il Comune di Lentini è rappresentato dal vice sindaco e dall'assessore studio, dai consiglieri comunali, quindi dall'assessore Pulici, tutti quanti. E soltanto per dirvi che il Comune è sempre ben felice di essere un centro di aiuto per tutte le iniziative. E questa persona seduta accanto è una risorsa, la sua associazione è una risorsa come tutte le altre, ma la sua in questo caso è la sua, per farvi scoprire delle realtà, per farci conoscere realtà che per tanti di noi sono sconosciute. Poi abbiamo la presenza di questi personaggi, non sto a me citare, ma chiaramente conosciamo tutti quanti con l'impegno. Io vi auguro buon lavoro, vi ringrazio perché ho tutto quello che fate a Lentini e so che sta investendo molto sulla nostra città e tu sai che da parte nostra c'è sempre l'attenzione che tutte le iniziative di qualunque genere che sono spese dalla nostra Lentini sono sempre ben accette. Scusatemi, ma scappo perché non è dall'altra parte per andare a riposare a casa. Non definitivamente. Grazie, Sindaco. Allora,